un sacco di neve. Visuale un po' quella che è, speriamo che a mezzogiorno apra. La voce nel video è quella di Abel Ayala Ancundia, immagini girate poche ore prima della tragedia. In un altro filmato si vede il gruppo salire, Abel chiama Toffa, soprannome di Elisa Denardi. Dai, c'era la toffa. Io sono qua, sto aspettando. Ah, venite, venite. Bello. Da lì a poco una devastante valanga avrebbe travolto Abel e i suoi amici. Il 39enne era partito domenica mattina, poche parole scambiate con papà Angel prima di salire in auto. Lui ha detto papà vado alla montagna perché mi aspettano là. E lui ha preso la macchina, come sempre, perché lui sabato, domenica non è che non passa qua, lui sempre va. Abel viveva in questa casa di Via delle Busate a Vittorio Veneto con il papà e la mamma Lourdes, per loro un dolore inconsolabile. È una cosa dura. Nato in Ecuador, ad un anno si era trasferito nella Marca con la famiglia. Dal 2021 lavorava nel settore logistica alla Tecnosistemi di Vittorio Veneto. Si era integrato bene, molto solare, aveva deciso comunque di partecipare alla progettualità e aveva anche, diciamo così, era stato apprezzato e spostato nell'altro plant di nostra produzione. Mancherà sicuramente a tutti, mancherà il suo sorriso, mancherà perché era una nostra persona. Quando riusciva raccontava anche ai colleghi delle sue escursioni in montagna. Lui aveva una provenienza perché era ecuadoriano e quindi sicuramente per lui la montagna è stato un continuare a vivere probabilmente qualcosa che lo legava anche al suo paese. Nel fine settimana Abel non mancava mai di salire in auto per raggiungere qualche nuova destinazione in alta quota. Lui ci ha detto che lui doveva morire là. La montagna lo ha salvato, la montagna l'ha portato via. Papà Angel ricorda così suo figlio. Un uomo allegri, troppo buono. E lui dava la vita per un altro, non è uno che si veía che stava ma l'altro no. Lui sempre tratava di dare lo meglio di lui per che si senta bene chi andava con lui. Un altruismo racchiuso anche nell'ultimo gesto dei genitori di donare le cornee. Speriamo un'altra persona, mio figlio vai avanti. Da mamma Lourdes, tra le lacrime, un ultimo messaggio. Ragazzi, state attenti, quando c'è quel brutto tempo non andate in montagna. Non andate in montagna per piacere.